Rassegna stampa TG Plus di oggi, 30 giugno, a partire dalla tribuna di Treviso. Andiamo a vedere la provincia di Treviso. Le banche del tempo entrano nelle aziende. Da Benetton Tecnica, CSM a Tognana, le aree libere contano ormai quanto lo stipendio. Queste ore libere di Confindustria. Dopo la pandemia è cresciuta l'attenzione alla qualità della vita. E nella fotonotizia invece vediamo che sull'auto di Margherita le tracce dei due killer, i RIS, passano al setaccio l'appartamento. Ancora non ci sono chiarezze su questo omicidio di questa donna. Il Corso del Popolo chiude per 40 giorni perché c'è il rifacimento del porfido e il sindaco Conte candida Treviso a capitale della cultura per il 2026. Cicli Pinarello è stata ceduta a Glasberg per 140 milioni e 7 anni al DJ per le botte alla fidanzata. Ricorderete insomma quel caso di cui si è parlato molto nei giorni scorsi. Mercoledì 5 luglio, alfabeto del futuro, ecco tutti gli ospiti dell'appuntamento. Andiamo invece a vedere anche il Gazzettino. Migranti, la Unione Europea aumenta i fondi, dal Consiglio Europeo arrivano 12 miliardi e mezzo per l'emergenza. Meloni è la nostra linea, il Premier conferma la frenata sul MES, non è il momento. Tajani, BCE, critiche legittime. E sotto nella fotonotizia in A4 il tratto maledetto sarà finito un anno prima. A 16 anni fabbricava bombe, insegnava sul web a realizzarle. Treviso, perquisita l'abitazione, scoperta rete di minorenni specializzati in armi ed esplosivi. Una cosa veramente incredibile. Scuola invece la condotta peserà di più. Rimandato chi prenderà il 6 in condotta. Sono cambiate le cose, una volta era anche peggio. Pubblica la sua autobiografia. Marito e figlio la querelano. Si vede che ha raccontato cose che non doveva raccontare. A volte bisognerebbe sempre confrontarsi prima di fare queste cose. Corriere del Veneto, Movida, raffica di richieste danni dopo il caso Brescia, ne abbiamo parlato anche noi, vigili denunciati a Verona. Venezia pensa ai quartieri universitari, ma stiamo aspettando anche in altre città che dicono di essere tranquille e ne abbiamo già parlato e ne riparleremo. Abbiamo tentato di parlarne anche ieri. Il cane abbaia troppo, il vicino dorme in hotel e fa causa. Questo è un bel argomento che potrebbe essere interessante. La pausina e il concerto per gli alluvionati, arriva l'acqua alta, dice io non mi fermo, dei conti, insomma live a San Marco ci sono 3 sere, la prima sarà con gli stivali. Il PNRR, salgono a 9 miliardi e mezzo i fondi assegnati al Veneto. Zaia dice che è una grandissima occasione. Sesso con la figliastra, va in carcere, questo uomo che faceva i regali in cambio di sesso alla ragazzina che alla fine si è confidata con la mamma. Andiamo a vedere la pagina di TG Plus di Treviso, vedete il cinema a TG Plus proprio nei nostri studi, un giorno di riprese nei nostri studi per una scena di un film. È stata molto, molto interessante come esperienza. Il fondo di indennizzo ha approvato l'aumento del 40%, anche questa è un'intervista fatta a Davide Cecchinato, presidente della Diconsum, ma nell'intervista parlammo di altro, ma ieri è arrivata proprio questa notizia: Veneto Banca e Popolare di Vicenza, chi ha avuto quel problema avrà un indennizzo aumentato. La prima marcia dei laghi della Vallata è stata un successo e tornano in loggia i campioni della risata, con alcune facce conosciute come Gene Gnocchi e altri che vedete qui sotto, che ci vede riconoscibile anche Migone, e quindi sarà un'estate divertente. È tutto anche per Treviso.